Io sono intervenuta facendo quello che qualsiasi persona formata, ancor più se è un professionista della sanità, dovrebbe saper fare per un paziente. Il signore era incosciente, era in arresto cardiaco, ho praticato la rianimazione cardiopolmonare fino all'arrivo dei soccorsi. Non ha esitato un attimo Manuela Marangon ad intervenire, sindaco di Loreggia dalla scorsa estate, ma prima di tutto infermiera esperta in pronto soccorso. È intervenuta subito perché il tempo in questi frangenti è essenziale. Io ho fatto la caposala del pronto soccorso dell'ospedale di Campo San Piero fino al 2018, un master in emergenza e urgenza e quindi sicuramente ho un bagaglio di nozione, una formazione che mi consente di affrontare le emergenze con una certa calma, che non è mai calma, però ho una professionalità alle spalle che mi consente di farlo. Ripeto, credo che qualsiasi mio collega avrebbe fatto quello che ho fatto. Il punto è che probabilmente questa cosa potrebbe essere fatta da molte altre persone formate. Ora il 55enne soccorso è ricoverato all'ospedale di Campo San Piero, fuori pericolo di vita. Il sindaco sottolinea con forza quanto sia importante formare la cittadinanza a prestare il primo soccorso. Importante sarebbe poter formare quante più persone possibili ad effettuare quelle che sono le prime manovre e il massaggio cardiaco è assolutamente una manovra non risolutiva, ma consente di allungare un tempo di morte e di far sì che si consegna una persona che possa avere ancora dei neuroni vitali e quindi non abbia degli esiti invalidanti permanenti con danni a quella famiglia, a quella persona e a tutta la società importanti, gravi.